Risuona ancora una volta il silenzio fuori ordinanza sulla vetta dell'Ortigara. Risuonano ancora i passi degli alpini su quello che è considerato il calvario delle penne nere. I tempi della Prima Guerra Mondiale sono lontani, ma è necessario coltivare la memoria di quel che è accaduto allora sulla pietraia di quei 2105 metri di sassi e morte, per non dimenticare. E proprio la colonna Mozza ammonisce i presenti all'immancabile pellegrinaggio sulla vetta dell'Ortigara con quella frase scritta sulla pietra, per non dimenticare, richiamando l'attenzione di ognuno anche a quel che è successo nell'ultimo anno e mezzo, ai sacrifici compiuti dagli alpini, dal Veneto, dall'Italia e dal mondo per vincere il virus. Al pellegrinaggio hanno partecipato tanti alpini, tante famiglie, tanti labari e gagliardetti e tanti giovani, perché il futuro è nelle loro mani e proprio sulla necessità di trasmettere valori e responsabilità a chi verrà dopo di noi si sono basati gli interventi del presidente nazionale dell'Associazione Alpini Sebastiano Favero e del generale di divisione Michele Risi, perché il pellegrinaggio delle penne nere in Ortigara non è mai una vuota commemorazione, ma il rinverdire un dolore che si fa impegno, generosità, altruismo.